catanese che si comporta nella chiesa di San Biagio in piazza Stasicolo, che sono i luoghi del martirio di Sant'Agata, e accompagna l'amministrazione nella sua totalità, al di sopra di ogni ideologia politica o al di sopra di qualsiasi altra strumentalizzazione della festa. La festa è quella che è. Sant'Agata è l'anima dei catanesi. Non si può parlare di Catania come se non si parla di Sant'Agata. Basta andare all'estero e oggi quanti italiani sono a Milano, nel Duomo di Milano, nella navata di sinistra dove c'è una cappella dedicata a Sant'Agata, a Ravenna, in tutti i posti, a Malta. Oggi è festa, è il Capodanno, è la primavera di Catania. Viva Sant'Agata sempre, oggi e anche domani, perché se ci siamo è un ringraziamento da parte mia personale che faccio a Sant'Agata, che mi ha dato questa fortuna di crescere da quando avevo 8 anni col sacco, di crescere sempre attorno al ferro, attorno alle bellissime candelore che sono l'anima della vivacità dei giovani catanesi.